Eccoci, lunedì 6 febbraio e lunedì successivo al turno, al 21esimo turno del campionato di calcio, appunto di Serie A. Mancano ancora delle partite, ne mancano effettivamente ancora tre. Per esempio la Juventus gioca domani sera, abbiamo stasera invece Verona-Lazio, e quindi una partita molto molto interessante, con il Verona che è comunque una squadra difficile da affrontare. La Lazio deve dare conferma per cercare di riuscire a essere agganciata al trio di testa, e poi abbiamo il Monza-Sampdoria, dove Monza è una squadra che sta dando dimostrazione di rimanere nelle zone medie del campionato di calcio, mentre la Sampdoria è in una situazione molto ma molto difficile. Parliamo ovviamente di calcio, parliamo anche oggi di un libro, parliamo di una figura importante del calcio all'interno di una società di calcio, che è quella appunto del team manager. Lo facciamo tra un po' con Vincenzo Sollito, che è appunto direttore sportivo, team manager, osservatore, insomma è il titolare della Sport Leader Agency, e quindi sarà una campana ben precisa che andremo ad ascoltare, che è all'interno appunto di una società ovviamente stessa, quindi non è quindi un parere un po' esterno, quindi c'è una grossa cognizione di causa da questo punto di vista. Ricordo che Calcio che fa è una trasmissione che va, ormai siamo arrivati alla 9ª stagione, tra radio, tv e streaming web, insomma chi più ne ha più ne metta, principalmente appoggiata sulle pagine ovviamente in streaming di Facebook di Silver Music Radio, con cui continuiamo ad avere la nostra bella collaborazione, ma anche sui vari canali che sono appunto quelli del YouTube della trasmissione, Twitch, e quelli ovviamente dei social collegati su Facebook. Abbiamo un momento di solidarietà che è appunto, a cui ci tengo tanto, che conosce Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick, www.per-m.it. Unisciti alla campagna ogni giorno per Emma. Bene, allora a questo punto non mi resta che introdurre l'ospite, il gradito ospite, è l'amico Vincenzo Sollito. Ciao Vincenzo. Buonasera Fulvio, buonasera a tutti voi. Ciao, eccoci. Allora, stavo dicendo che appunto la puntata di oggi è legata sempre ovviamente al calcio. Poi non so che chi ci segue con il calcio che fa, si sa che si può avere un ospite magari non prettamente calcistico, un ospite magari un artista, come è capitato in passato, quest'anno con Roberto Sironi alla prima puntata per esempio, oppure appunto con Alessandro Bellavitis, che invece parlava di questa nuova piattaforma in cui si può unire l'economia al calcio e quindi giocare in qualche modo, e quindi sono le nuove tendenze. Una vecchia tendenza invece è quella di un direttore sportivo, di un team manager, quindi una figura ben precisa all'interno di una società di calcio, di cui però effettivamente si conosce ben poco. Il ruolo del team manager è un ruolo, sì, l'accompagnatore, però dietro a questa figura ci sono tantissime cose, e allora a questo punto io non posso far altro che far vedere una cosa, che è ovviamente il libro di Vincenzo Sollito, I segreti del team manager di una squadra di calcio, con la prefazione di Paolo Piani, l'affascinante ruolo di chi lavora dietro le quinte del calcio, ed è edito da Urbone Publishing. Salutiamo Gianluca Iorio, che ovviamente è della Urbone Publishing. Questo tanto per dire che forse mancava un libro di questo tipo, no? Un libro che riuscisse in qualche modo a riassumere un po' tutte le costanti della figura professionale del team manager. Assolutamente sì, Fulvio, era un'opera mancante nella libreria calcistica attualmente, non c'era, e quindi si fa anche un po' chiarezza su una figura che è molto, ma molto, e ribadisco, molto importante nell'organizzazione di una squadra, perché il team manager appunto non è colui il quale alza solo la lavagnetta a bordo campo quando ci sono le sostituzioni, o anni fa un team manager, un
un direttore sportivo che era stato team manager venne definito quello dei gadget. È molto riduttivo, nonché mancanza di rispetto per una figura, vogliamo, fondamentale nel dietro le quinte, perché il team manager è colui che organizza la squadra, è colui che organizza con altri soggetti le trasferte, è colui che accoglie i nuovi cercandogli un appartamento, magari a volte anche l'asilo per i figli, o magari la fornitura di materiale calcistico in campo, è lui che provvede a quelle che sono tutte le esigenze sia dei calciatori che dell'allenatore, dello staff, dietro al campo, dietro le quinte. Quindi senza il team manager tantissime squadre avrebbero difficoltà nel poter essere serene nell'affrontare poi i 90 minuti sul campo. E non ti dico quante situazioni possono esserci che sono state risolte nel dietro le quinte e che spesso i calciatori neanche ne sono a conoscenza. Io mi sono confrontato con altri team manager anche quando ho fatto la scuola, perché io ho anche il diploma della FIGC da team manager. Mi sono confrontato anche con altri team manager, addirittura un team manager, non faccio nomi, addirittura il sabato arrivavano, perché si è sempre soliti arrivare un giorno prima nella città dove si va in trasferta. Morale della favola, arrivarono tutte le borse delle magliette, delle tute, fornitura. La borsa che non arrivò conteneva le scarpe di tutti i calciatori. Quindi capisci che dramma poteva esserci dietro una situazione del genere. Il team manager, con l'aiuto di un altro componente dello staff, organizzò in fretta e furia con la compagnia aerea l'arrivo di questo borsone nel volo successivo della mattina successiva. Morale della favola: quando cominciò la partita alle ore 15, tutti i calciatori avevano le proprie scarpette, nessuno sapeva nulla, perché se no problema organizzare, ma anche lì devi essere anche molto bravo nel capire la psicologia di chi in quel momento deve giocare. Gli dici le tue scarpette, ovvero di tutta la squadra, non avete le scarpette domani per giocare, capisci il panico che si sarebbe creato. Certo. Lui non disse nulla, organizzò tutto. Beh, sarebbe stato la notte, perché capisci che hai una grandissima responsabilità, andando a risolvere questi tipi di problemi che poi il tifoso o il giornalista o chiunque sia non lo può sapere. Non può Non lo può sapere. Beh, anche perché poi devo dire la verità, un po' in parte sarebbe anche lui stesso responsabile di una problematica del genere, quindi purtroppo può capitare, però alla fine ci vuole, se uno, il presidente o chi sta più in alto dice ma come non ci sono le scarpe, un capro espiatorio alla fine deve essere trovato, no? Quindi bravissimo, il team manager è il capro espiatorio di tutte le situazioni, anche laddove lui non c'entra nulla, perché in quel caso fu l'aeroporto di partenza che prese i bagagli e questo bagaglio lo tenne per sé senza spedirlo, quindi in sostanza lui non aveva colpe oggettive, però è il problema suo nel risolverlo. ce l'hai il libro? Eccolo qua. Assolutamente, eccolo qui. Eccolo, ce lo vediamo qui del bello davanti. Ecco, allora, per me non è stato un caso, mi è venuto naturale, però effettivamente già nell'introduzione c'è una spiegazione del capro espiatorio, no? L'essere animato o anche inanimato, capace di accogliere sopra di sé i mali e le colpe della comunità, la quale per questo processo di trasferimento ne viene liberata anche capro emissario nella vulgata Hircus emissarius, insomma traduzione dall'ebraico, eccetera eccetera. Vabbè, insomma c'è tutta una spiegazione ovviamente cattedratica importante da questo punto di vista. Io pensavo in qualche modo erroneamente che il team manager fosse in qualche modo
il dirigente accompagnatore, ma anche una sorta di direttore sportivo, magari accoglie anche un po' tutte queste sfaccettature, magari nelle categorie inferiori, no? Dove chiaramente non c'è la possibilità di poter in qualche modo delineare con più figure. Chi ha più soldi ha la possibilità magari anche di farlo. Quindi praticamente io ho scelto questo come personaggio, lo vediamo qua assieme ad Avancini, c'è Gabriele Oriali che è un dirigente accompagnatore, non è proprio il team manager, o è team manager in questo caso? Allora, anche qui dobbiamo fare un po' di distinguo, e anche perché nel corso degli ultimi 40 anni anche questa figura si è un po' evoluta, sia nei compiti e sia nella terminologia, perché il dirigente accompagnatore dei nostri tempi erano appunto, ti accenno di Francesco Morini alla Juve, che se vai sugli almanacchi veniva considerato il dirigente accompagnatore, ma nel mentre la figura si è evoluta, così come si è evoluto il calcio e così come si è evoluta anche la struttura organizzativa. Quindi da dirigente accompagnatore la figura è diventata un po' più evoluta anche nel termine, quindi team manager, che vede questa figura, questa persona più operativa nel dietro le quinte. Invece quello che possiamo intendere dirigente accompagnatore oggi, nel senso un ruolo più istituzionale, viene inteso come club manager. Sì. Quindi in sostanza il club manager è colui il quale è il team manager, però con ruoli un po' più istituzionali nel senso della Quindi parola. Oriali sarebbe un club manager. E più sì, ha un ruolo più istituzionale che fattivo nell'organizzazione. No, beh, è chiaro, quindi il team manager è molto più operativo e il dietro le quinte. Oriali è un personaggio che però probabilmente deve essere un personaggio molto legato al calcio, come era Gigi Riva, come era anche il compianto Gianluca Vialli nell'ultima esperienza, come lo è per esempio Riccardo Ferri nell'Inter attualmente, o l'è stato anche Silvano Ramaccioni, no? Nel Milan probabilmente. All'epoca di Ramaccioni, appunto, stiamo parlando di un'epoca dove il ruolo era anche un po' diverso, benché sempre stiamo parlando di situazioni operative, ma era anche un po' meno impegnativo rispetto ad oggi. Sì, Oggi invece è molto, ma molto più impegnativo. Ecco perché si è reso necessario anche creare una nuova figura, quella del club manager. Sì, ecco, senti, il club manager, adesso cambiando, ci stiamo spostando dal team manager al club manager, perché è quello che in qualche modo deve avere il rapporto, deve tenere il rapporto, essere un po' da tramite tra le tensioni di campo, le tensioni sia del campo durante la partita giocata che le tensioni probabilmente nel campo di allenamento durante la settimana, e il vertice societario, quindi è una figura molto ma molto importante. Il team manager in questo caso subentra magari in una categoria più inferiore in questo ruolo, oppure è proprio dedicato, perché qua ne parli anche, no, del rapporto nello spogliatoio, che è fondamentale. Assolutamente, il team manager è un trade union tra quella che è il comparto sportivo e quella che è la dirigenza. Se un calciatore ha bisogno di un qualcosa a livello istituzionale, si rivolge al team manager, che poi a sua volta andrà a chiedere a chi di dovere in seno alla società. La stessa cosa, l'inverso, se la dirigenza ha bisogno di comunicare qualcosa ad un calciatore, ti faccio un esempio, una multa, e è la dirigenza, quindi la segreteria della dirigenza, che darà il foglio con la notifica al team manager, che provvede a consegnarla al calciatore nel farla firmare, giusto per dirne una. È sempre in mezzo alla situazione. Anche qui è un ruolo molto particolare, perché anche, ti faccio un esempio, durante determinate feste tra calciatori semplicemente si vanno a mangiare una pizza tra di loro, sai, una giornata un po' più libera, spesso e volentieri il team manager viene anche invitato, perché comunque fa l'amico del calciatore, perché comunque si entra in amicizia, però il calciatore deve comunque ricordare che lui è la società, non è però magari
magari anche una figura che in qualche modo può, con certi elementi, non legare, no? Perché magari O anche non legare, non potrebbe anche sei, non non sei, legare. diciamo, libero, perché ovviamente c'è la società che ti guarda. Tra parentesi, qua c'è un capitolo proprio i rapporti quotidiani, le regole non scritte dello spogliatoio, quindi anche un discorso Infatti, probabilmente proprio di rapporti umani, l'equilibrio dello spogliatoio, chi tradisce, le gerarchie, insomma, ci sono certo, tante considerazioni da fare e poi c'è il rapporto con il direttore sportivo e il direttore generale, di cui appunto se ne parlava un po' prima, che sono altre assolutamente. figure più specifiche, più legate alla società. Senti, caliamoci un attimo nella realtà attuale, poi comunque durante la nostra chiacchierata abbiamo la possibilità di rientrare sul libro, visto che ci sono tanti aspetti, specie in questo momento dove le difficoltà vengono fuori di alcune società, no? Quindi ne parlavamo Certo. nel fuori onda, il Napoli veleggia alla grande e quindi di questi problemi per adesso non ci sono. Andiamo a vedere un attimo i risultati. Abbiamo qua Cremonese e Lecce con uno 0-2 da parte del Lecce, la Roma che batte l'Empoli 2-0, Sassuolo batte l'Atalanta 1-0, grande risultato, lo Spezia le prende 3 dal Napoli ovviamente senza problemi, il Torino che fa un colpaccio con l'Udinese, la Fiorentina che perde in casa col Bologna nel derby dell'Appennino e l'Inter che ieri vince 1-0 del derby di Milano. Poi le altre le abbiamo detto, appunto Verona-Lazio, Monza-Sampdoria e Salernitana-Juventus di domani. Qual è il risultato più incredibile secondo te, che ha un significato molto importante di tutte queste partite? Perché per esempio il Lecce dà una botta notevole alla Cremonese, che aveva dato dei segnali interessanti, la Roma che si fa vedere di essere comunque, di esserci, l'Empoli era una squadra abbastanza, giocava bene in questo periodo, Sassuolo batte l'Atalanta, insomma ce ne sono. Qual è il risultato che ti ha un po' sorpreso o che ha una validità ulteriore al di là del risultato stesso? Ma che mi abbia sorpreso nessuno, forse il Bologna fuori casa, ma semplicemente perché era fuori casa, allora magari volendo fare la classica schedina, magari Sì, non avrei messo un 2 ma un ok, 1x, se proprio vogliamo parlare in termini di 1x2 di tanti sì, anni fa. Più che no, nessuna in particolare mi ha sorpreso, più che altro mi sta dando una buona impressione nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo il Sassuolo, che è sì. partito malissimo e ha vinto contro comunque una bella Atalanta. Attenzione, l'Atalanta non ha giocato male, non ha demeritato, però il Sassuolo ha portato a casa una bella vittoria. Il Lecce purtroppo per la Cremonese, il Lecce è andato a vincere a Cremona, ma il Lecce, voglio dire, anche lì è una bella realtà, stanno veramente Certo. facendo un bel calcio. Dispiace piuttosto invece per la Cremonese, che il calcio bello l'ha fatto fino ad oggi, ma non riesce a raccogliere davvero risultati. Guardiamo un attimo la seconda parte della classifica, dove ci sono queste squadre. Abbiamo il Sassuolo che riesce quindi a strapparsi un po' dalle spire delle ultime tre, perché era caduta un po' in basso, adesso con 23 a 10 punti di vantaggio nei confronti dell'Hellas Verona, che secondo me è l'unica squadra che può tentare la rimonta. Sampdoria e Mm. Cremonese le trovo veramente in grandissima difficoltà. E poi appunto dicevi appunto della Cremonese, che ha giocato bene in questo periodo, il Lecce ha già 23 punti, quindi insomma con tante partite a disposizione la famosa quota 40 dovrebbe riuscire a raggiungerla abbastanza in fretta. Senti, la Cremonese per esempio è una di quelle squadre che cioè io ho sempre questa impressione che quando dicono come giocano bene, come gioca bene, però gioca bene, però gioca bene, però se sei a un certo livello tu non devi giocare bene, ma devi raggiungere il risultato. Mi ricordo anni fa il Pescara di Oddo, che aveva stradominato la Serie B, e l'anno della A è stato esonerato e proprio non riusciva più a stare al passo, perché poi non c'entra l'allenatore, ma c'entra anche la campagna acquisti, tante cose. Puoi giocare bene, però alla fine qua conta sempre il risultato. L'almanacco riporta l'Albo d'Oro e l'Albo d'Oro lo scrive sempre chi l'ha vinto, chi Certo. vince. Purtroppo puoi lustrarti gli occhi se sei una squadra che non ha nessuna pretesa, sei a metà classifica, non hai nessuna pretesa, fai un bel gioco, fai divertire i tuoi tifosi, la piazza non ha pretesa, allora lì puoi permetterti il bel gioco laddove i risultati non arrivano,
ti tieni la categoria e va bene, ma quando parti per vincere o parti per salvarti, devi buttarla dentro anche se tocchi il pallone con le terga e ti entra dentro, devi vincere, punto e basta. Cioè, poi alla fine il tifoso quello vuole. Allora, quindi vabbè, tu sei dalla parte dei risultatisti e non dei giochisti, perché qua dobbiamo sempre essere sempre uno contro l'altro nelle varie situazioni. È chiaro che il risultato è fondamentale in una squadra di calcio, specie poi in un campionato, no? Però esiste sempre il discorso, però chi ci arriva con il bel gioco, però qua si apre anche una parentesi, che cos'è il bel gioco? Vabbè, insomma, tolte grandi squadre, alla fine il bel gioco non è altro che la caratteristica di fregare l'avversario, quindi non è che... Purtroppo è sempre quello il discorso, Fulvio, il bel gioco fino a un certo punto, però io ti faccio l'esempio di 2 partite fa, Juve-Atalanta. È stata una bellissima partita, ma non perché hanno giocato bene, ma perché ci sono state delle emozioni. Allora a quel punto io preferisco più delle emozioni che un bel gioco fine a se stesso sterile. Quindi, capito, una volta il tifoso si può accontentare del bel gioco, alla seconda ancora, alla terza devi portare il risultato a casa. Chi viene ricordato, ribadiamo, sono chi vince. Anche Trapattoni non aveva un bel gioco, stiamo parlando di un calcio di 40-50 anni fa, ok, anche Trapattoni non ha mai avuto un bel gioco, ma vai a contestargli tutte le vittorie che ha portato a termine in Italia e nel resto d'Europa. Non mi toccare Trappattoni, quindi... No, ne sto parlando in maniera favorevole. No, lo so, perché si prende sempre quell'esempio, ma Trappattoni per me è l'allenatore massimo per eccellenza, no? Perché uno che gioca fino a 70 anni, che gioca assieme ai ragazzi e corre dietro una palla, secondo me è una cosa fantastica, meravigliosa. Anzi, auguro a tutti di arrivare a quell'età lì e correre dietro un pallone. E lui ha sempre cambiato. Io mi ricordo quando aveva anche la Juventus forte degli anni 70, che aveva iniziato lì con la Juventus, lui ogni anno cambiava qualcosina, un giocatore. Poi all'epoca le cose erano molto più limitate. L'anno successivo le squadre non capivano che a lui cambiava qualcosa, quindi non puoi rimanere sempre ancorato. Lo vediamo anche ogni anno, da un anno all'altro, che le squadre comunque qualcosa cambiano, no? Perché altrimenti sei una fotocopia dell'anno precedente e ti massacrano, no? Quindi mi riguarda questo. Aspetta che c'è un commento da parte, l'amico Max Panicacci, che saluto: il bel gioco è quando si vince, ecco, e vabbè, insomma, vabbè, quindi mette a posto tutti questo ragionamento. Andiamo a vedere un attimo la classifica nelle zone alte. Abbiamo questo Napoli che ha la bellezza di 51 reti e 15 fatte e 15 subite. Già questo è il dato del campione di quest'annata, perché di solito chi è primo, secondo nei gol fatti e soprattutto la miglior difesa, non c'è niente da fare. È quella la differenza. Poi c'è l'Inter, che anche lì ha un buon discreto rapporto tra i gol fatti e i gol subiti, anche se poteva andare meglio per ciò che riguardava i gol subiti nella prima parte. Adesso si è rimesso un po' in sesto. Abbiamo questa Roma che sta crescendo, perché è una Roma zitta, forse anche frutto delle debacle, l'abbassamento del Milan e l'abbassamento della Juventus, e lì davanti. Poi abbiamo la Lazio che deve giocare stasera, l'Atalanta che sta facendo bene, però ha preso 2 colpetti ultimamente in Coppa Italia con l'Inter e l'altro giorno appunto col Sassuolo. E poi abbiamo il Milan che è un po' in caduta libera. Parliamo del Milan, visto che in questo caso si tratta anche di ruoli, no? Tu manager, parli di ruoli, no? Quindi ruolo importante. In questo momento il ruolo non c'entra il team manager, però qual è il ruolo in questo momento più importante che dovrebbe emergere? Per esempio, io penso alla proprietà, penso al direttore sportivo, penso all'allenatore. I giocatori stanno zitti, l'allenatore ci mette la faccia e prende tutti gli strali, il direttore sportivo è apparso un paio di settimane fa, la proprietà sta a guardare. I tifosi sono imbufaliti.
Quindi Allora, per il Milan il discorso della da che cosa proprietà. si riparte? Ma allora, c'è da dire che per il Milan il discorso proprietà è un po' particolare, nel senso Sì. che è un fondo e quindi c'è Scaroni, presidente, che tra l'altro a mio avviso non da ora, ma ho sentito che è andato in questi giorni a Milanello a far visita alla squadra, ma mancava ho sentito da settembre. Fossi stato io, voglio dire, una visita almeno mensile l'avrei fatta. Però detto questo, L'ha fatta probabilmente in un momento di crisi, per dire la società c'è, ma in realtà la società, come dici tu, non c'è perché avrebbe dovuto farlo ogni settimana. la società ci deve essere ogni giorno, non dico fisicamente perché magari il Milan ha la sede operativa e la sede ufficiale in due Però posti c'è il diversi, direttore, ok? hai fior di direttori sportivi, generali. Certo, però ogni tanto, nel senso più spesso dovresti farti vedere. Ma detto questo, lì è tutto l'ambiente che adesso deve recuperarsi. Recuperarsi perché? Perché in realtà, a mio avviso, il problema è la campagna acquisti, ovvero la campagna acquisti sbagliata di questo Milan, ma non tanto sbagliata nel senso di calciatori non validi, magari sono anche validi, ma purtroppo ognuno di essi, i nuovi intendo, chi per un motivo, chi per un altro, non hanno dato quel ricambio che una squadra di cui aveva bisogno una squadra neocampione d'Italia. Quindi di base il Milan ha dei buoni elementi. Tant'è vero che hanno vinto, voglio dire, un campionato e anche meritatamente, anche se io dico sempre, come si dice qua a Milano, l'anno scorso è stato il campionato del Ciappanò, nel senso che sembrava che lì davanti nessuno lo volesse vincere, ma detto questo, hanno sbagliato la campagna acquisti, così come l'hanno indovinata 2 anni prima. Sì, però Quest'anno l'hanno sbagliata e quindi il Milan, Pioli, non avendo ricambi all'altezza, si sta ritrovando in questa situazione quando post mondiale con Teo Hernandez che è irriconoscibile, Giroud altrettanto, senza fare altri nomi, con i nuovi che non sono stati all'altezza. Perché parliamoci chiaro. qualcuno, la piazza dice, ma non vengono messi dentro, ma io penso che lui come abbia valutato l'anno scorso determinati giocatori, io mi ricordo che c'era il Covid, non so se ti Sì, ricordi sì, che sì. ci sono state delle partite in cui il Milan aveva 5-6 giocatori fuori per Covid o infortunati e lui comunque tirava fuori sempre il giocatore giusto e il Milan vinceva ugualmente, faceva un'ottima prestazione, quindi non ne risentiva. Quest'anno ha perso un po' il bando della batassa, un po' perché dopo il mondiale 3 giocatori fondamentali, no? E sono venuti meno, perché Giroud, vabbè, bene o male lì è davanti, però se non viene fornito nel modo giusto, Teo Hernandez è svuotato completamente. Assolutamente. E quindi insomma ci sono il Non hai Calabria che ricambi, non hai ricambi per questi calciatori che hanno dato tanto l'anno scorso e che quest'anno hanno bisogno di rifiatare, soprattutto quelli che sono andati, ribadisco, al mondiale. Senti, come si riparte allora? Quello che voglio dire dal punto di vista proprio calcistico, tattico, lui ha tentato, avresti fatto questa mossa di lasciare il gioco agli avversari fintamente con 2 punte, con Origi che girava in realtà a centrocampo, con Messias che per esempio stava basso e non stava alto, cioè infatti mi ricordo che Bastoni era liberissimo di fare le azioni e si formava questa doppia cerniera a 5 dietro e quasi 4 davanti, più 1, 4 più 1 davanti. Avresti fatto una cosa di questo tipo o era meglio andare, quindi cercando anche di essere un po' speculari all'Inter quasi, con l'adozione del 3 in difesa e al tempo stesso perdere quelli che sono quei collegamenti che sono sempre stati vincenti nell'ultimo periodo, anche negli ultimi 2 anni, chiamiamole così. Sacchi ha detto, ha rinnegato in un attimo tutto ciò che di buono era stato fatto. Però lui allena ogni giorno, vede i giocatori e viene soprattutto da delle partite tremendamente perse con anche tanti gol. Ma Quindi Pioli
a mio avviso, poi ritorniamo al discorso, come hai appena detto, è lui che conosce i calciatori, è lui che li vede tutti i giorni sul campo e magari io, avendo più che altro, lo avrei fatto se non avessi avuto davanti l'Inter. Ma nel momento in cui ho davanti l'Inter, in questo momento di grande difficoltà, io vado a mettere una formazione speculare a quella dell'Inter, perché la partita è ad alto rischio. Beh, un po' l'ha Quindi, fatta, però un po' l'ha fatta. Dopo è sì, diventato più 5 dietro, però in infatti, realtà è 3, sono 3 con i 2 esterni, anche l'Inter bene ho o male. capito. Però poi dopo si sono ritrovati in 5 dietro, quindi lì è anche un po' delicata la cosa, ripeto, perché potevi anche cambiare formazione, potevi cambiare schema di gioco. Il problema è che in un momento critico dove sei vulnerabile anche mentalmente, perché i calciatori non sono tranquilli, tu hai davanti l'Inter. Quindi puoi fare un discorso in maniera molto più easy mentalmente quando hai una formazione comunque sulla carta inferiore a te. Contro l'Inter, qualsiasi cosa fai può andarti bene come può andarti male, perché hai davanti una squadra molto sulla carta più forte di te e anche più in gamba in questo momento, sia a Sì. livello fisico che a livello mentale, di motivazioni, di stato mentale comunque Però alla fine della positivo. fiera c'è stato un tiro di testa di Lautaro, il gol di Lautaro, una ripartenza con ammonizione di Kalulu, che è Sì, stata una ripartenza che era devastante. Lui ha fatto bene a fare il fallo tattico a centrocampo, e assolutamente sì. poi 2 o 3 tiri da lontano e un po' di calci d'angolo. Alla fine della fiera, il primo tempo 1-0. Se avesse giocato a viso aperto, chissà, probabilmente l'Inter, essendo più in gamba, come dici tu, da un punto di vista proprio fisico, come in questo periodo, arriva sempre prima sul pallone, la vedo molto bene dal punto di vista fisico, quindi questa differenza qua forse sarebbe stata marcata a livello di gol. Non ci dimentichiamo che anche, ribadisco, io la butto un po' troppo sull'aspetto psicologico. 2 settimane fa in Supercoppa è successo quello che è successo. Cioè, capisci che Giocando con il modulo tradizionale del sì, Milan. capisci? Quindi non erano nelle condizioni serene per affrontare Sì. a viso aperto questa partita. Non avevano quella serenità, qualsiasi schema avessero messo in campo, non avevano la serenità per giocare questa partita. Senti, il terzo giocatore che non ho detto prima è Leao, il giocatore No. su cui gravita anche la questione del rinnovo del contratto, e questa cosa secondo me ha preso una piega molto negativa, perché se lo lasci fuori vuol dire che, al di là della questione, cioè, gioca meglio secondo me dal punto di vista fisico rispetto a Teo Hernandez. Sì. Però Teo Hernandez gioca lo stesso, quindi se Leao, che è il giocatore che può avere un'accelerazione, infatti un paio di fiammate le ha fatte, Sì. lo metti anche nel secondo tempo a 20 minuti dalla fine, vabbè, magari tutta la partita forse non ti durava, Però, però però anche lì vai a capire cosa è successo nello spogliatoio e cosa sta succedendo nella testa di questo ragazzo, come lo stanno gestendo, perché voglio dire, questi calciatori, così come sta capitando all'Inter con Skriniar, devi capire subito se li devi rinnovare ad un anno, ma non ad un anno dalla scadenza, anche 2, se beh, devi rinnovarli oppure no, non puoi arrivare a marzo che ancora non però sai sai Vincenzo, ormai si è capito che la tendenza del giocatore è quella di arrivare verso la fine, perché tanto ci guadagna sempre, perché o strozza, tira il collo alla sua società, specie se poi è un giocatore di un certo livello e ha delle belle offerte, comunque nel caso mette in difficoltà la propria squadra. Eticamente lo trovo brutto come discorso, perché tiene in stallo una società, e l'Inter ha fatto bene a far chiarezza dopo
tante incomprensioni, perché prima c'è stato un po' un periodo di anche allo stesso Certo. calciomercato estivo. Adesso ha fatto chiarezza, con Leao non c'è ancora chiarezza, e questa cosa qua probabilmente si trascina, perché ieri Skriniar ha fatto la sua partita tranquilla e basta. Quindi Vuoi che è consigliato male, gestito male, vuoi perché c'è questa multa che incombe sul suo patrimonio, sì, che sono tanti soldi, vuoi perché è giovane, si sta scatenando questo tsunami nella sua testa. Però, dato che è merce rara, andiamo a prendere qualcosa di anche positivo di alcuni calciatori, dato che siamo sempre qui a dire che sono dei mercenari. Prendiamo l'esempio di Bremer alla Juve e al sì. Torino, quando era al Torino. Lui a marzo dell'anno scorso ha parlato in maniera chiara e onesta con Cairo, dicendo: Presidente, io rinnovo perché ti voglio bene, perché ti stimo, perché mi hai fatto arrivare in Italia, perché tutto. Io ti rinnovo il contratto, non me ne vado senza farti prendere un euro, Certo. però gentleman agreement, appena arriva una buona offerta tu mi lasci andare. Beh, questo Purtroppo ha consentito di fare una bella plusvalenza ma al assolutamente, Torino. ma assolutamente, però voglio dire, qui deve esserci il calciatore onesto, nel senso con un calciatore che davvero ci mette anche un po' il cuore, non solo vede il portafoglio, perché tanto comunque soldi li prendono. E bisogna vedere anche chi hai come agente, e che magari, sai, il gatto e la volpe ti insinuano determinate situazioni in testa, che ce ne fossero in questo modo. Se ti ricordi, ancora 15-20 anni fa c'era questa moda di rinnovare e vendere. Io mi ricordo la Juve con Felipe Melo, se non sbaglio. Felipe Melo, per non andarsene dalla Fiorentina a parametro zero, rinnovò per poi essere venduto. Invece oggi si fa l'opposto: io ti lascio, installo e poi me ne vado. Poi la società cosa fa? Per ripicca, non ti fa giocare. Ma perché non devo io, presidente, che ho alle dipendenze, come diceva il buon Zamparini, io ho alle dipendenze un calciatore, perché lo devo pagare e poi per 6 mesi me lo devo tenere in panchina? Perché? Cioè, voglio dire, Forse hai ragione, forse anche in questo caso un po' di segnale da parte della società nei confronti di Leao è stato mandato, perché il fatto di sì. tenerlo un po' in disparte può servire magari anche per farlo rifiatare in qualche modo, però mi sembra che qui ci sia proprio una sorta di avvertimento, no? Anche perché poi Sì. tu non giochi, non dico che il tuo valore si deprezzi in qualche modo, però fa capire che non sei un giocatore affidabile, no? Perché abbiamo anche dei casi di altro tipo, no? In questo periodo, no? Sì, però siamo arrivati a febbraio. Tu questo discorso, per metterlo in tensione, me lo devi fare, perdonami, a settembre. Sì. Ormai a febbraio lui può anche dire: mettimi a pascolare nel giardino di casa del presidente, tanto io fra 4 mesi me ne vado. Cioè, capisci, queste cose bisogna farle un po' prima. Poi vai a Certo. capire, è facile parlare noi qui, poi vai a capire quali sono stati gli equilibri, i contenuti dei loro incontri, vai a capire poi cosa è successo. Appunto. No, io mi ricordo che per esempio c'è stata una scaletta di situazioni. Mi ricordo che era stato convocato prima del mondiale da Maldini e ho detto, beh, fa parte del botta e risposta, perché metti caso che lui avesse rinnovato con l'offerta del Milan, magari il Portogallo arrivava in finale o vinceva la Coppa del Mondo, ti ritrovavi con un capitale ulteriormente forte. Il giocatore dall'altra parte dice: no, io gioco con Cristiano Ronaldo, aspetto un attimo come vanno i mondiali in Qatar, perché dopo io ho altra voce in capitolo. Insomma, è un teatrino. Senti, invece Certo. importante è la pianificazione, e qua lo vedo perché, andando ovviamente a rivedere il libro di Vincenzo Sollito, I segreti del team manager in una squadra di calcio, mi ha fatto specie vedere il famoso La matrice di Eisenhower, che non sapevo che fosse di Eisenhower, ma conoscevo
dicevo, la divisione di quello che però Certo. è un'indicazione che va bene per qualsiasi professione e qualsiasi attività, ovvero Assolutamente. sia farsi uno bellissimo schema settimanalmente, oppure quando uno decide di programmare delle attività in cui vai a mettere importante urgente, importante non urgente. Da una parte metti fallo subito o pianifica, e dall'altra parte delega o elimina, e un quarto elimina o riduci al minimo. Cioè sono degli scomparti. Dividi il foglio in 4, metti queste 4 Certo. situazioni e sotto di ognuna vai a selezionare, a inserire ovviamente le cose che devono essere fatte o diminuite o escluse del tutto, ed vuol dire Assolutamente. fare effettivamente chiarezza nella propria mente. Quindi anche il team manager deve pianificare e fare chiarezza. Assolutamente, ma lo deve fare, diciamo che dato che ci sono le partite in scadenza, è quasi settimanale, se non anche ogni 3 giorni, se ci sono le coppe in mezzo. E questo, ma non c'è solo la matrice di Eisenhower, c'è anche l'analisi di SWOT, c'è anche il diagramma di Gantt. Perché questo? Perché il team manager appunto è un manager, quindi un gestore, deve saper organizzare, deve saper programmare anche in largo anticipo. Proprio per questo motivo questo libro è molto interessante sia per chi è nell'ambiente del calcio, perché poi ci sono anche degli aneddoti. Vai a leggerti l'aneddoto su Paulo Sosa, cosa combinò alla Juve, un aneddoto molto importante e particolare che riporto nel libro, grazie all'ex team manager della Juve dell'epoca, Daniele Boaglio, mio carissimo amico. Però oltre ad un discorso calcistico, per chi ama il calcio in questo caso, è un libro che è molto utile anche per chi organizza qualsiasi altro tipo di evento, sia nello sport, che può essere basket, pallavolo, tennis, o chi deve organizzare degli eventi, ma anche non calcistici o non sportivi, perché ti dà delle linee guida su come andare a organizzare determinate situazioni, ma non per forza in ambito sportivo, ma qualsiasi cosa tu abbia bisogno di organizzare, nell'anticiparti. Io dico sempre, devi prevedere l'imprevedibile. Cosa vuol dire? Arriva 2 ore prima. Ti faccio un esempio mio, nello specifico, quando faccio i corsi in aula o davanti anche in un teatro, mi è capitato, volevo arrivare, è mio solito arrivare un'ora prima, almeno. Mi dicevano, stai tranquillo, vai in ansia. No, io non sono ansioso, vado solo ad avere il margine di tempo tale per cui se succede qualcosa arrivo comunque in orario, ma non solo sul posto, perché quando arrivi sul posto accendi il computer con cui devi proiettare le slide e in quel momento il computer ti fa l'aggiornamento e ti ci mette 3/4 d'ora. Beh, Hai certo, davanti certo. 100 persone che ti aspettano e tu sei così Beh, certo, no, bisogna essere veramente, questo fa arrivi parte prima, anche per dell'impo quando il computer ha finito sei in orario, capisci? certo. Non è un discorso E di beh, ansia, di prevedere l'imprevedibile, e questo vale nel calcio, in altri sport o in qualsiasi cioè, evento tu avere organizzi. sempre essere sul pezzo e avere sempre la mente pronta per trovare la soluzione davanti all'imprevisto. Senti, Assolutamente. comunicazione e gestione delle risorse umane. Ci sono dei vari esempi, però Icardi e l'Inter, il libro che ha fatto infuriare la curva nord. Effettivamente lui a 23 anni aveva tanto da scrivere, effettivamente, perché ha una carriera incredibile, piena di trofei vinti, nazionale, ha fatto 8 partite solo in nazionale, ovviamente. Adesso gioca nel Galatasaray, che sta diventando anche una sorta, non mi piace dire cimitero degli elefanti, però un campionato ovviamente minore rispetto a quello italiano. Raccontami un attimo cosa riporta questo racconto che riguarda appunto il Sì, libro che ha fatto effettivamente infuriare. Da lì si è incrinato un po' il rapporto. certo, ma il problema... Allora, piccolo spoiler, hai detto Galatasaray, cimitero degli elefanti? Quasi. Sai chi sta trattando con il Galatasaray? Lo sappiamo, è questo qua, eccolo qua. Eccolo lì, bravo. Ecco, allora facciamo una parentesi su Zaniolo.
secondo te in questo discorso c'è solo il giocatore che strappa o è anche la società che in qualche modo ha fatto sì che una situazione del genere si sbloccasse? Magari lo stesso Mourinho non stravede per Zaniolo, magari vogliono A mio capitalizzare avviso tutte e qualcosa. due. A mio Un po' avviso tutte e tutte e due? due, tutte e due. Zaniolo perché magari ha bisogno di nuovi stimoli, Mourinho perché magari non lo stimola a dovere, la società che non si è fatta trovare magari pronta nel momento in cui c'è da rinnovare un contratto, e Zaniolo sbagliando sta facendo questo teatrino. E voglio dire, noi una settimana fa giusta ci siamo incontrati al Sì. calciomercato, abbiamo fatto una telefonata ad un amico per chiedere informazioni su Zaniolo. Eh, non si può dire nulla. No, no, Eh, assolutamente. Era giusto per piccoli Eh, aneddoti di noi. ieri ne parlavano in televisione, no? Quindi c'era per esempio Fulvio Collovati che diceva non ho ancora capito il suo ruolo, un po' ha ragione, poi non mi ricordo Sì. più chi altri diceva unisce invece in realtà molta forza fisica con una buonissima tecnica. Però effettivamente la collocazione in campo nel Milan per esempio in questo periodo storico avrebbe probabilmente fatto bene perché messo sulla destra sul 4-2-3-1 probabilmente, però sono sempre soldi, sono sempre acquisti di gennaio dove la gente non vuole spendere, già non si spende nel calciomercato estivo, Certo. figurarsi. Altri dicevano però andare al Bournemouth in Inghilterra, che mi sembra terzultimo o quartultimo, ha rifiutato, va nel Galatasaray che è la Juventus turca, però se vai nel Galatasaray vabbè avrai probabilmente l'ingaggio eccetera eccetera, puoi anche ritornare nel calcio importante, però in Inghilterra probabilmente poteva essere una sorta diciamo di parcheggio per un trampolino e un trampolino al tempo stesso per andare in una società più importanti nella Premier. O Allora, no? sono Sei d'accordo d'accordo? sul parcheggio in Inghilterra, parcheggio relativamente in Inghilterra. No, Ehm, no parcheggio, vabbè, però No, no, comunque no, chiaro, chiaro, ci siamo intesi. Però è anche vero che dove è andato al Galatasaray, certo non è un campionato di quarta fascia, però io voglio far notare una cosa, indipendentemente da lui, dalla scelta che ha già fatto, che farà, io faccio solo notare una cosa. Il Milan non lo ha preso perché una squadra inglese quasi anonima al grande pubblico inteso come tifosi, in questo caso italiani, il Bournemouth, non lo prende perché gli inglesi comunque avevano offerto 10 milioni in più. Cioè, capisci economicamente il calcio italiano come sta perdendo appeal e potenza economica? Cioè, questi qui non mi risulta che abbiano dietro neanche uno sceicco come è capitato ultimamente negli ultimi periodi a Newcastle. Cioè, questi riescono a fare un'offerta di 10 milioni in più a quella che ha fatto il Milan. Poi si sono ritirati tutti e due dal giochino, ma no, voglio si dire, è ritirato lui anche. e si è ritirato lui, però Pare. capisci che una squadra, voglio dire, comunque non di prima fascia, riesce a Vabbè, in una sorta questo d'asta a battere il Milan, che comunque non solo ha un nome, ma comunque ha anche una proprietà importante alle spalle, anche se beh, ma non io solo penso, voglio scusami, dire. io penso che lì magari la società, la Roma non ci sarebbe stata molto, anche se poi decide sempre il giocatore. Se lui avesse avuto l'offerta giusta del Milan, che il Milan secondo me con i brutti risultati e anche un suo bilancio ha evitato probabilmente, ma magari fosse stata una situazione migliore. Comunque, torniamo un attimo Ritorniamo a brevemente Riccardi. Sui cardi, una battuta sui cardi, è solo quello perché mi viene un No, po'. lì io nel libro faccio presente una sola cosa, indipendentemente da quello che lui abbia scritto, pubblicato, poi se ne assume e se ne è assunto le responsabilità in prima persona, però là dove voglio, cosa ho scritto nel libro per far capire evidentemente qualcosina che si è persa in ambito Inter, il signor Riccardi con la manager fa presente per forza in società che sta uscendo un libro
vuoi che gli abbiano fatto avere, voglio dire, un libro test, vuoi che gli abbiano fatto, voglio dire, una bozza doveva arrivare ed è arrivata, te lo garantisco perché mi è stato confermato da fonti interne, è arrivato il testo prima che venisse pubblicato su una scrivania di un Ah, dirigente, non è stato letto. Perché non è se stato fosse detto stato letto, lo oppure avrebbe magari è ottenuto. un'operazione. Scusami, prego, prego, scusa. No, dico, una bozza del libro è arrivata sulla scrivania di un dirigente, non è stata letta o non è stato letto con attenzione, hanno dato il via alla pubblicazione di questo libro senza rendersi conto che dentro c'era una bomba che stava scoppiando. Ed è lì che vuoi che possa leggerlo il team manager, ma soprattutto questo è un lavoro dell'ufficio stampa, Sì. voglio dire, non è stato dato il giusto, la giusta attenzione ad una situazione molto delicata. Capisci Non è che che poteva essere anche una sorta, perché allora io sono un grande detrattore di Icardi all'Inter, perché secondo me ha congelato proprio il gioco dell'Inter per 7 anni, 7 stagioni, e io sono molto pesante nei suoi confronti, no? Poi è un giocatore che è bravo negli ultimi 5 metri, 6 metri, per il resto non gioca. Però era anche un periodo, questo a favore di Icardi, diciamo, vado a favore di Icardi, era un periodo che l'Inter arrivava da Mazzarri, periodo difficilissimo con passaggi di proprietà, Toir, cinesi, eccetera, eccetera. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che alla fine era servito e servito comunque alla società. Dico una cosa un po' pesante, che magari all'Inter è servito comunque avere uno un po' di riferimento che facesse un po' di gol, riuscisse in qualche modo a coprire quella situazione tecnica e tattica e mancanza di fondi che non ha consentito di fare un passaggio alto, diciamo, in avanti, diciamo, della società stessa, cosa che è venuta sotto Spalletti con un'idea tattica, un cambiamento, qualche giocatore nuovo, i cinesi che sono arrivati all'inizio sì, hanno sì, 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 comprato dei sì. giocatori, quindi secondo me dopo lui si è tirato la zappa sui piedi, però anche la società deve avere in qualche modo, prendendo Gabigol, prendendo Lautaro, incominciando ad Sì, 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 allontanarlo. sì. Allora, da un Sei punto di d'accordo vista... riguardo a questo? Che quindi alla fine la verità sta un po' in mezzo, no? Quindi Sì, se ma uno non l'ha quello letto, sì. però mi fa un po' specie che non leggano un libro, specie se poi è un libro che in qualche modo crea dei problemi con la curva, eccetera, eccetera. Diciamo che non hanno prestato la dovuta attenzione in un libro che comunque non doveva essere pubblicato in quel modo lì, non hanno dato poi la giusta attenzione. Poi capisci che avere la moglie manager che non è dentro al calcio, delle dinamiche non le conosce, e anche questo nel libro ne parlo. Nel momento in cui tu sei ospite fissa, tu moglie e manager di lui, di Cardi, sei ospite fissa in Mediaset e ti permetti il lusso di dire mio marito deve giocare con Tizio perché con Caio non va bene, cioè tu lo spogliatoio l'hai spaccato alla grande, cioè voglio dire, È stata terribile quella situazione, veramente terribile. non lo deve dire un procuratore per mantenere degli equilibri, lo va a dire la manager nonché moglie, e là capisci che lo spogliatoio, laddove avevi qualche amico, te lo sei fatto contro, perché tu Certo, vuoi parlare di cose da spogliatoio, mi hai ricordo. l'arroganza di dire addirittura cosa il mister deve fare in favore di tuo marito a sfavore di un tizio per favorire un altro al suo fianco? Beh, è ignoranza totale calcistica. Io purtroppo su loro vado giù pesante. Per fortuna che intervenne Marotta a sistemare un po' le cose con un intervento telefonico. Per questo, per dire che cosa stava combinando quella persona, quella coppia all'interno di una squadra di calcio, Certo, certo. altro che team manager, codice etico, eccetera, eccetera. Eccolo qua il codice etico, e lo dico non a caso, perché qua c'è il codice etico, quindi uno va a vedere il codice etico e quindi ha un'idea, una traccia, ed è interessante per qualsiasi squadra.
da andare a prendere, quindi a qualsiasi livello ci sono delle indicazioni precise che devono essere seguite. E poi una cosa che mi è piaciuta tantissimo, al di là di tutto il libro che è godibilissimo, è molto tecnico e molto interessante per chi vuole fare un'attività di questo tipo. Poi appunto Vincenzo ha detto che non è solo collegabile al calcio e allo sport, quindi vuol dire che dà delle indicazioni ben precise. La terminologia inglese, ragazzi, qua ci sono non so quante pagine con i testi delle parole, diciamo, tradotte in italiano e inglese. Quindi cosa vuol dire? Che se uno vuole anche per la mia professione parlare, ovviamente con un emittente tecnica ben precisa, perché io tempo fa stavo raccogliendo i termini, quindi l'ho trovato veramente squisito. Mi hai già creato, diciamo, un favore da questo punto di vista, quindi ce l'ho già qua, ecco, quindi ricordiamoci questo libro, ovviamente. Bene, bene. Allora, ricordiamo appunto la figura del team manager. Abbiamo detto, tra parentesi, faccio vedere anche questa foto, eccolo qua. Questo è il team manager, scherzosamente, perché questa è l'immagine proprio, è stato tratto l'immagine della copertina. Il team manager è proprio quello, pallone e cravatta, giusto? Pallone e la cravatta vuol dire campo, ma anche scrivania. Scrivania, certo. Senti, adesso mancano pochi minuti, andiamo un po' a scherzare sul prossimo turno, eccolo qua, del campionato di calcio, e quindi del prossimo turno, quindi noi abbiamo Milan-Torino, magari diamoci in qualche modo un pronostico veloce. Milan-Torino. Pareggio, non lo so, buttiamola un po' lì. Senza dare risultato e coso, difficile per il Milan. Il Torino viene da una situazione già positiva, già sbancato Milano una volta in Coppa Italia, quindi certo. Ecco, poi abbiamo Empoli-Spezia qui l'Empoli sta cavalcando molto bene con un giovane di prospettiva che sta uscendo davvero alla grande, Baldanzi, certo. quindi voglio dire, l'Empoli lo vedo molto sul pezzo, invece lo Spezia deve, voglio dire, fare il risultato, perché ecco, per me non avrà problemi nella salvezza, però voglio dire è lì al limite, borderline. Poi abbiamo il Lecce-Roma, qua la Roma se vuole andare avanti, no? Se la Roma vuole voglio dire, il posto in Champions, deve assolutamente fare risultato. Poi abbiamo una splendida Lazio-Atalanta, qua una partita molto importante. Spareggio per il quarto posto. Lo spareggio del quarto posto si danno una bella gomitata l'una con l'altra, quindi comincia a sgranarsi, no? Quelle 4-5 squadre a ridosso del Napoli. Sì. Poi abbiamo Udinese-Sassuolo, qui forse abbiamo un punto salomonico, secondo me. Avanzano diciamo 51-49 per l'Udinese, perché gioca in casa, però effettivamente sono due squadre che per l'organico che hanno, vedi, ritornando al discorso spettacolo gioco, avrebbero dovuto dare qualcosina in più, invece quest'anno stanno un po' facendo fatica in quel gioco un po' più sai, il Sassuolo è stato anche depauperato di alcuni giocatori, quindi Raspadori, Scamacca, Berardi è rimasto fuori per infortunio, Traoré, no, giusto, Boga è venduto, e quindi insomma non è facile. Poi abbiamo il Bologna col Monza, e questa è una partita interessante perché il Monza sta facendo molto bene, il Bologna ha vinto con la Fiorentina, giusto? Assolutamente sì. Juventus-Fiorentina, qua abbiamo una partita storica, no? Di rivali. Storica o più che altro rivalità sul campo, e poi bisogna vedere domani sera la Juve che risultato porta a casa per capire poi come affronterà la Fiorentina. Può essere un po' più, oddio, ormai non conta più il fattore campo, indipendentemente se stai allo Juventus Stadium però potrebbe essere un po' più supportata, ma bisogna vedere domani sera come si mette con Senti, che idea ti sei fatto di Allegri alla Juventus? Perché io
io lo salvo, un po' perché ho allenato e salvo sempre un po' l'allenatore. Mm. Però Allegri, cioè, è una stagione terribile, avrà anche delle colpe, però tutto quello che sta accadendo è pazzesco. Diciamo che quest'anno forse poteva essere, diciamo, giudicato l'anno scorso per come è andata. Quest'anno, se uno volesse andargli contro, come fa ad andargli contro quando lui ha creato, lui e la società hanno creato una squadra in un modo e fino ad oggi non se la sono ritrovata quella squadra? Parlo di tutti gli infortuni che sono capitati. Certo. Quindi l'unica cosa c'è da capire perché nel momento settembre-ottobre non arrivavano i risultati, o meglio, non c'era proprio volontà, se era un problema psicologico, mentale, o io mi sto facendo qualche domanda anche a livello fisico. Non è che è stata sbagliata anche la preparazione in vista di un mondiale? Però sì, sai, il mondiale ha cercato di salvarsi, per Pogba è stato un caso orrendo secondo me, perché ha fatto quello che voleva fare lui e poi alla fine non è andato ai mondiali, è infortunato, adesso forse rientra tra un mese e mezzo, cioè, quindi alla me è finito il campionato, quindi un giocatore che non si è visto praticamente. Quindi... No, ma anche io sto mettendo in dubbio, purtroppo non sono un preparatore atletico, ma la domanda me la sono posta. Avendo un campionato anomalo, è stata fatta una certa preparazione per poi chiuderla, interromperla per 2 mesi, per poi riprenderla. Non è che magari qualcosa non è andata bene anche nella preparazione, perché io posso capire che perdi una partita, ma che addirittura ci sono state delle partite con il Monza a Monza dove non hai corso in campo. Questa è una domanda anche da fare anche alle altre squadre. L'Inter, Sì, vale per l'Inter è tutti, partita male, per esempio, l'unica che è partita bene sia all'inizio che alla ripartenza dopo il mondiale è stato il Napoli. L'Inter è partito molto bene dopo il mondiale, il Milan è partito male dopo il mondiale, quindi alla fine questo mondiale ha creato grossi problemi, no, in generale. Sì, assolutamente, assolutamente. Me l'ho sempre detto, questo campionato lo vince, in questo caso mi sta smentendo il Napoli perché come faceva bene prima sta facendo bene dopo, però tante squadre, vedi stesso il Milan, non credo che il discorso dei mondiali, di questi 2 mesi di stop per chi non è andato al mondiale, non abbiano influito, o stesso per i preparatori nel preparare una stagione anomala da un punto di vista di preparazione atletica. Qualcosa, voglio dire, è successo anche alla Juve in questo modo qui. Certo. Andiamo a vedere l'altra partita. Abbiamo quindi Napoli-Cremonese. Qua vedo involarsi ulteriormente il Napoli. Abbiamo poi, anche se la Cremonese in Coppa Italia gli ha fatto lo sgambetto. Però sai la Coppa Italia è sempre un po' particolare, no? È sempre un po' È stata presa un po' a sotto sé. gamba. Poi abbiamo Verona-Salernitana, qui anche bisogna appunto vedere il discorso del Verona stasera e della Salernitana domani. E la Salernitana domani, e vedere come sono queste due partite e come si ripresentano, perché la Salernitana, che era partita molto bene, si sta un po' avvicinando alla zona critica. E poi abbiamo Sampdoria e Inter, che sembrerebbe una partita facile, però andare comunque a Genova con Stankovic, con una squadra che comunque è con l'acqua alla gola, sono quelle partite dure da incontrare. Vedremo. Avrà problemi se non l'affronta col giusto spirito. Senti, ultima domanda, è una domanda banale, però il Napoli ha già vinto, alcuni hanno già detto, Mourinho stesso dice, beh, ma tanto ormai ha già vinto. Diciamo che una cosa è sicura, solo loro lo possono perdere. Assolutamente, ma io questo lo dico da fine ottobre, da quando prima che come finisse, che si interrompesse il campionato, solo loro lo possono perdere, assolutamente. Una squadra che in campionato quasi rischia di toccare il record dei 102 punti della Juve di qualche anno fa di Conte, e in Europa sta facendo risultati meravigliosi. È un campionato che veramente solo il Napoli può perdere. Non veniamo a raccontarci, non voglio fare nomi, ma personaggi famosi, tifosi del Napoli, se ce lo fanno vincere, no ragazzi, è vostro, non ce n'è. Perché alcuni tifosi napoletani VIP, se ce lo fanno vincere,
C'è sempre questa situazione dei massimi sistemi contro purtroppo devo dire la verità che il Napoli è una piazza molto difficile, sono sempre arrivati negli ultimi anni molto vicini, sono andati in Champions, belle squadre, bei giocatori, ma c'è sempre quella costante di vittimismo che poi crea un problema nell'ambiente, perché per me un monumento che deve essere fatto a De Laurentiis, perché tiene i Diciamo che conti a quest'anno posto, bene o male. io lo farei a Giuntoli, perché pescare Anche, beh, i certo. calciatori quasi semi-anonimi, guarda, è veramente No, certo, però il padre padrone te lo devi un po' far passare, certo. perché se dopo alla fine ti fa godere, negli anni Certo. precedenti magari non hai vinto, però hai avuto dei fior di giocatori, lo stesso Insigne, era giusto anche chiudere, no, questa parabola, no? Certo, sì, Insigne, no? sì. Bene, siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata molto velocemente in cui abbiamo parlato di attualità. Ovviamente c'erano tanti temi che sono più o meno quelli che stanno campeggiando in qualche modo in quest'ultimo periodo. Ovviamente quando abbiamo ripreso dopo la parentesi del mondiale, quindi dei temi in corso d'opera che staremo a vedere, quindi il Napoli che deve in qualche modo riconfermarsi nelle prossime partite e prendere ulteriormente vantaggio, la lotta dei 4-5 per gli altri 3 posti di Champions e poi per Europa League e Conference League, e vedere poi questa Juve se in qualche modo gli ridanno indietro i punti e non gliene vengono dati altri, perché qua la situazione è pericolosetta in questo momento storico per la Juventus. Facciamo rivedere il libro, eccolo qua, di Vincenzo Sollito, I segreti del team manager di una squadra di calcio, con la prefazione di Paolo Piani, l'affascinante ruolo di chi lavora dietro le quinte del calcio per i tipi di Urbone Publishing. Vincenzo, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, è stato un piacere, ci rivedremo prossimamente in qualche altra occasione calcistica, e comunque Che Calcio Che Fa è sempre a disposizione. Ti ringrazio Fulvio, gentilissimo per l'ospitata. Grazie di nuovo e buona serata, ciao. Ciao. Ottimo, bene, abbiamo parlato di una figura professionale, magari se ne parla sempre poco, è molto interessante soprattutto anche per le società, non solo quelle di prima fascia, ma anche le società professionistiche, magari di altri campionati, ma anche quelle non professionistiche, dove comunque è importante una figura che riesca a racchiudere ovviamente tante mansioni, è una sorta di factotum di qualità come appunto il team manager, e questo libro ovviamente dà dimostrazione di essere, diciamo, una figura completa a tutto tondo. Bene, io ringrazio anche le persone che si sono collegate: Alberto Bustaggi, Vittorio Romagnoli, Fabio Arturo Velluttini, Max Panicacci, Maurizio Ceccarelli, che ci hanno dato il loro apprezzamento. Noi ci vediamo ovviamente settimana prossima con un altro ospite, probabilmente un po' artistico, staremo a vedere. A Che Calcio Che Fa. Buona serata a tutti.